il sì definitivo alla Camera l'autonomia differenziata diventa legge, pioggia di reazioni politiche da destra a sinistra, esulta la Lega che parla di giornata storica. A Roma Zaia incontra la stampa pronti a far partire la trattativa con il governo. Tra i 60 membri della commissione Cassese che ha affiancato il ministro Calderoli nel cammino della legge sull'autonomia anche il professor Bertolissi che ribadisce nessun rischio per la Costituzione. Una dura battaglia quella per l'autonomia portata avanti da pochi coraggiosi, diventata legge a quasi 7 anni dal referendum. Il commento del direttore di Media Nord-Est Luigi Vaccialli. L'operaio travolto da un tir in A27 mentre stava aiutando una famiglia rimasta con l'auto in panne. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, sequestrati camion e telefonino. Paura a Martellago per una bambina di 2 anni colta da malore sul bus. L'autista ha bloccato il mezzo e ha chiesto aiuto. A soccorrere la piccola è accorso un medico in pensione. 5 giovani, tra cui un minorenne, sono stati denunciati per il violento pestaggio di un autista avvenuto a Noale all'alba del 26 maggio. Al via la prima prova scritta della maturità, l'emozione dei ragazzi e delle ragazze, superato il primo ostacolo, il tema di italiano tra tracce prevedibili e spunti legati alla qualità. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La politica in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali e non potrebbe essere altrimenti, visto il via libera alla Camera dei Deputati al progetto di legge, al disegno di legge sull'autonomia differenziata, DDL, che adesso è ufficialmente legge. Il punto della giornata politica, per alcuni storica, è di Anna Di Roberto. Presenti 262, votanti 271, maggioranza 136, favorevoli 172, contrari 99, la Camera approva. Tutti d'accordo nel definirla una giornata storica. Il doppio sì alla Camera e al Senato fa diventare legge l'autonomia differenziata. Dopo una seduta a fiume, 172 voti a favore, 99 contrari, passa il DDL Calderoli. Una riforma realizzata dal governo Meloni, ma che ha indiscutibilmente un unico padre, la Lega. Grazie al grande lavoro del ministro Calderoli, grazie a Luca Zaia, al vice premier Matteo Salvini che l'ha posta al centro dell'agenda politica del nostro governo. Li ringrazia uno a uno Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta, relatore dell'autonomia. Zaia da Roma convoca una conferenza stampa poche ore dopo la notizia. La lotta alle diseguaglianze, questa è la vera sfida, la sfida di un paese, come dicono gli esperti di federalismo, il federalismo è centripeto, cioè aggrega i paesi, il centralismo è centrifugo, li disgrega, quindi penso che sia un'azione anche verso l'unità. La Lega esulta ricordando gli esordi del referendum. I veneti avevano votato con la maggioranza assoluta un plebiscito il referendum nel 2017. Gli alleati orgogliosi meloniani non mancano di sottolineare il loro ruolo nella partita. Solo grazie al governo Meloni è arrivata l'autonomia differenziata. Forza Italia intanto manda un messaggio di unità. Questo provvedimento che finalmente comincia a dare un po' di autonomia a tutte le regioni d'Italia. Così il passionario in casa Lega, l'assessore regionale Roberto Mercato. Fratelli Italia dice che è merito della Meloni se abbiamo l'autonomia. Perfetto. Se questo è vero, i LEP, le deleghe non LEP devono arrivare entro 15 minuti e quelle non LEP bisogna trovare le risorse e farle arrivare anche quelle. Dobbiamo continuare sulla strada della responsabilità amministrativa, predica il presidente di ANCI Veneto in quota Lega Mario Conte. Non c'è un comune in Veneto che sia in dissesto o in predissesto finanziario, significa che la cultura del buon governo e la sensibilità nei confronti dei nostri cittadini fa parte del nostro DNA. Ecco, questo significa autonomia. Coloro che la temono sono coloro che sono abituati a chiedere esclusivamente aiuto a Roma. In aula tutta la notte la maratona notturna contro cui l'opposizione punta il dito. Durissimo questa mattina il segretario del Partito Democratico Veneto Andrea Martella. Si è consumato sulla pelle dei cittadini il vergognoso baratto fra autonomia differenziata e premierato. A Fratelli d'Italia il premierato, una riforma che scardina la nostra Costituzione, e la Lega l'autonomia differenziata, provvedimento che cristallizza le diseguaglianze del nostro Paese. Ora toccherà alla Regione portare avanti le intese riavviando le trattative con Roma. Pronto il Veneto a chiedere il via libera per quelle materie, 9 non soggette ai livelli essenziali di prestazione. Tutto questo dopo la promulgazione della legge da parte del Capo dello Stato.
Una giornata politica molto intensa, come ci ha raccontato Anna De Roberto. Adesso con Chiara Gaiani andiamo a Padova dal professor Mario Bertolissi, che fa un'analisi molto dettagliata e dice: nessun rischio per la Costituzione. Una volta appunto entrata in vigore la legge quadro, a prescindere da impicci che possono sorgere, impugnative dalla stessa, sospensione di attività e via di questo passo, può essere avviato il confronto fra la regione che chiede e il governo. È uno dei 60 membri della commissione cassese Mario Bertolissi, costituzionalista friulano con studio padovano, tra i padri di questa legge. Bene l'approvazione, anche se di giornata storica preferisce che siano i posteri a parlare. A chi anche in queste ore ha sventolato la Costituzione in aula ribadisce puntuale: l'autonomia non crea alcun rischio. Non penso affatto che corra un rischio la nostra Costituzione. Se vuole aggiungo anche due cosette che però dovrebbero far riflettere. Se pensiamo al fatto che l'Italia ha così grandi differenze, l'ho accennato anche prima, chiediamoci perché queste differenze continuano ad esserci. Queste differenze, tra l'altro, sono gigantesche per quel che riguarda la fiscalità. Vi pare possibile che, come ha scritto di recente Alberto Brambilla, il 5% si sobbarchi praticamente tutte le spese che contano in questo paese, il 5% dei contribuenti? Io penso che questo sia uno scandalo enorme e sia una violazione strutturale della Costituzione. Ci siamo trovati di fronte 1000 volte a situazioni di questo genere. Colui che non ha pagato il tributo ha ottenuto l'erogazione di tutte le prestazioni e servizi gratis, ma non solo, avvantaggiandosi anche di bonus ed altro. Il povero Cristo che prende 1.000 euro al mese ha concorso per sostenere anche queste altre spese. Mi domando, ma non si dovrebbe scendere in piazza per questo? Non è minata la Costituzione, il patto costituzionale in radice per queste ragioni? E potrei continuare ad aggiungerne altre per dire che se vogliamo proprio mobilitarci, mobilitiamoci con quella che rappresenta la violazione più plateale, essenziale, direi insopportabile di ciò che presiede a una vita civile, perché noi attraverso la povertà certe volte di coloro che vivono al limite garantiamo il sostentamento e l'erogazione di prestazioni di coloro che si sottraggono al dovere di concorrere alle spese pubbliche. Quindi nessuna preoccupazione della fiscalità regionale. Pensi lo Stato a mettere a posto la sua? Io per la verità la sto aspettando da quando ho fatto l'esame di diritto tributario, e cioè dal 1972. Una dura battaglia quella per l'autonomia portata avanti da pochi coraggiosi e è diventata legge a quasi 7 anni dal referendum del 22 ottobre 2017. Il commento del nostro direttore Luigi Baccialli. Scommettiamo che ora che l'autonomia differenziata è diventata legge, gli autonomisti spunteranno come funghi, perché è sempre così in Italia, no? C'è la carica iniziale, quelli che vanno avanti, che sfidano coraggiosamente il nemico, gli altri rimangono nelle retrovie, gli altri rimangono nelle trincee. Quando capiscono che si sta per vincere, allora saltano anche loro contro il nemico, no? E questo è una tecnica collaudatissima dalla politica italiana. In realtà si è fatto poco per l'autonomia. Dopo quel voto del 22 ottobre del 2017, 2.400.000 veneti sono andati a votare, ma poi un silenzio assordante. Non ricordo grandi interventi in Parlamento di nostri deputati o senatori che abbiano invocato l'autonomia, che abbiano aiutato per esempio la ministra Erika Stefani negli anni in cui c'erano i bastoni tra le ruote ad andare avanti. Quindi è stato un pugno di uomini, il presidente Zaia, il professor Mario Bertolissi, Matteo Salvini e tanti altri, Alberto Stefani, ovviamente, a fare in modo che l'autonomia procedesse. Adesso
Adesso è legge ed è triste pensare che non ci sia stato un afflato generale per arrivare all'obiettivo. È triste anche aver visto sventolare i tricolori in aula da parte di chi chiamava l'Italia fino a poco tempo fa il paese, di chi non capisce che nella Costituzione c'è l'autonomia. Il titolo quinto, l'articolo 116, l'articolo 117 e il premierato, ci si oppone al premierato e ci si oppone quindi alla volontà popolare. Non è meglio fare eleggere un premier dai cittadini piuttosto che dai giochi di palazzo, dalle segreterie di partito, attraverso gli inciuci. Ecco, noi da domani toglieremo il counter, non conteremo più i giorni perché si è arrivati all'obiettivo, ma la bandiera dell'autonomia la teniamo perché c'è ancora molto da fare e non si può restare soli in un campo di battaglia, bisogna essere in tanti, bisogna essere un esercito. Vedremo venerdì, dopodomani a Montecchio Maggiore quanta gente ci sarà, forse sarà l'inizio della consapevolezza dei veneti che bisogna lottare fino alla fine e difendere le bandiere, soprattutto quelle millenarie, con le unghie e con i denti. E c'è poi anche la voce dei veneti, così a Bassano. Esatto. Finalmente. Era ora, insomma, dai. Io l'ho votata di sicuro e stavo aspettando, dicevo, qua ormai non ci siamo. Finalmente il governo è riuscito. Sono felice. Sta bene. E va bene che gli altri, è inutile che dicano, impareranno eventualmente a risparmiare, chi spende troppo e via così, dai, ci fermiamo qua. Potrebbe quindi nettamente migliorare la situazione in Italia con l'autonomia, secondo lei? Per me sì, perché lo so, la regione che è virtuosa come sappiamo, poi ne guadagnerà. Quella che è meno virtuosa imparerà a diventarlo, cioè non voglio criticare per carità, ma dai, è un bene per conto mio. Ho votato sì quella volta, non ho cambiato idea. Quindi è una cosa positiva secondo lei l'autonomia differenziata? Se fatta bene sì. Penso, mi auguro che venga approvata. Su quale tematiche secondo lei è importante l'autonomia delle regioni? Diciamo che sulla scuola e altre cose così è meglio che sia gestita a livello nazionale. La sanità c'è il pro e il contro. Però penso che i centri di eccellenza ci saranno sempre in varie regioni, non è che un centro sia possibile in ogni regione. L'autonomia, se guardi le regioni limitrofe, può avere un senso se poi questa autonomia viene usata correttamente. Abbiamo dei vicini di casa che sono un esempio, possiamo anche dire sotto certi aspetti, però non so se è la soluzione per una nazione come l'Italia, avere 21 regioni autonome, anche se ce ne sono già 5, ma non lo so. Cosa potrebbe migliorare secondo lei? Tutto basta guardare il Trentino e noi, della differenza, è tutto meglio. Sia l'autonomia quindi? Per me sì. Io sono d'accordissimo, da buona veneta sono d'accordo. Per me che ogni regione sia autosufficiente e si regoli come vuole è la cosa più giusta da fare. Non è possibile fare una cosa del genere in Italia, sono divisive queste cose, non ne abbiamo bisogno assolutamente. Peggiorerà la situazione in Italia? Sì, penso di sì. Sicuramente. Sicuramente. Non si può dividere l'Italia in due, l'Italia è una. Anche queste cose che fanno, non le fissare i livelli essenziali delle prestazioni non aiuterà? Non saranno in grado di farlo. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sull'autonomia differenziata delle regioni. Se usata in una maniera corretta può essere una cosa bella, se usata in una maniera corretta, perché siamo in politica e la cosa non è così scontata, no? Ma comunque potrebbe essere... Nasconde qualche rischio quindi secondo lei l'autonomia? Sì, perché i politici, non voglio parlare male, no, ma lo sanno tutti che fanno quello che pare, allora è complicato.
La cronaca, ritorniamo alla tragedia di ieri in A27, quell'operaio travolto e ucciso da un tir mentre stava prestando soccorso a una famiglia rimasta in panne. C'è un'inchiesta in corso, si procede per omicidio stradale, c'è una comunità, quella di Saletto, di Breda di Piave, letteralmente sotto shock. Ho sentito la dinamica, l'incidente ha portato soccorso a una famiglia, ha salvato una famiglia e ha perso la sua. Cosa poi fa male perché quando ti alzi la mattina lo vedi tutti i giorni, insomma. E mi spiace per la famiglia, non posso altro che portare le condoglianze perché è una disgrazia grande. Amico e vicino di casa, Denis D'Avanzo, carrozziere a Saletto, non riesce a trattenere le lacrime. Vasile Iosif in paese si era fatto ben volere da tutti, prima di trovare la morte sulla 27, gettando nella disperazione la moglie Laura e i 2 figli minori. Al cancello della villetta, dove viveva da qualche anno e che stava ristrutturando con le sue mani, c'è un fiocco nero. Laura è all'interno, ma sotto shock. A portare conforto l'amico di una vita, Vajorel, padrino del figlio minore, arrivato dalla Romania dopo la tragica notizia. Non ha detto molto, semplicemente ci siamo stretti e abbiamo pianto. Queste sensazioni non le puoi esprimere in un altro modo. È dura perdere qualcuno in questo modo, così rapidamente. Un modo tragico sul quale la Procura di Treviso vuole fare chiarezza. Vasile, 41 anni, stava raggiungendo il luogo di lavoro, un cantiere autostradale, quando, vedendo un'auto in panne e una famiglia in difficoltà, si è fermato per portare aiuto. Una volta sceso dal mezzo ha iniziato a sbandierare per indicare la presenza del veicolo. È qui, tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto in direzione Belluno, che un tir lo investe e lo trascina per decine di metri. L'autista alla guida, un 55enne straniero ma residente nelle Marche, è ora indagato per omicidio stradale. Sotto sequestro sono finiti sia il mezzo pesante che il telefonino, perché non si esclude una distrazione. In corso tutti gli esami tossicologici, negativo l'alcol test. Vasile dal canto suo si sarebbe mosso per generosità, certo, ma anche forte della sua lunga esperienza proprio nella cantieristica su strada. Da quanto ne so era equipaggiato di tutto punto. Aveva anche l'elmetto, l'hanno trovato poco distante. Poco distante dalla casa di Vasile c'è la ditta dove lavorava, la De Zottis SPA. Siamo nel dolore, dicono i proprietari, ma quella di Saletto è una comunità attonita che parla di un atto di eroismo a partire dal sindaco. Ha scelto di fermarsi e di mettersi a disposizione, quindi per me ha compiuto un gesto eroico. Purtroppo non gli è stato riconosciuto. Era una persona molto calma, tranquilla, pacata, era molto amorevole nei confronti del figlio, della famiglia, ci ha veramente scosso. La cosa che più fa male perché tentando salvarsi una vita e alla fine ha perso la sua, un eroe. Che Dio la possa rendere più felice in quello mondo di là, credo. Un eroe. Per me è un eroe. Una bambina di 2 anni ha perso i sensi dopo aver iniziato a boccheggiare mentre si trovava con i genitori sull'autobus che da Martellago porta a Scorzè. È stata la prontezza dell'autista CTV che ha fermato il mezzo e il provvidenziale intervento di un medico in pensione che ha soccorso la piccola, evitando che si soffocasse, a evitare il peggio. Gradualmente la bimba ha ripreso conoscenza. Nel Vicentino parla il barista di Via Trissino, vittima di un'aggressione. Aveva rifiutato di servirgli alcolici, avendo già notato il suo stato di ubriachezza ed essendo in orario di chiusura. Di lì il cittadino di origine nigeriana ha impugnato il bastone, iniziando a rompere le suppellettili, e poi con una bottiglia ha iniziato a minacciare il titolare del bar di Via Trissino, intimandogli di versargli da bere. E gli è stato detto che eravamo in chiusura e non potevamo servire più perché già erano le 9:30 e dovevamo chiudere. Lui ha cominciato a sbattere sedie, a buttare sedie per terra e l'abbiamo dovuto cacciare fuori. Intervenuta la polizia che l'ha portato in questura e denunciato per minacce, danneggiamento e ubriachezza molesta. Zona non nuova a questo tipo di episodi, per cui si ripropone tra i commercianti il tema della sicurezza. Io la mattina arrivo qua che sono le 4:30, che per prepararmi le brioche io mi chiudo dentro e apro solamente a chi vedo, che conosco, che posso aprire, ma se no io mi chiudo dentro e non apro a nessuno.
Ritorniamo adesso nel veneziano per un'altra aggressione, questa volta ai danni di un autista della CTV. Sono stati denunciati per questo 5 giovani, tra cui un minorenne. All'alba del 26 maggio avevano picchiato il conducente di un autobus a CTV della linea Noale Venezia in una maniera talmente violenta che lui aveva persino temuto di morire. Era stata un'aggressione brutale nella quale il malcapitato autista aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 8 giorni e una grandissima paura. I carabinieri di Scorzè hanno denunciato 5 giovani, tra cui un minorenne, ritenuti i presunti responsabili del pestaggio. Grazie alle testimonianze raccolte da chi era presente e da un'attenta analisi delle riprese video realizzate da alcuni passeggeri. Il quintetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica Lagunare presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, in quanto gravemente indiziato di lesioni personali, danneggiamento aggravato, violenza pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Dopo una serata in discoteca e verosimilmente in preda ai fumi dell'alcol, erano saliti a bordo dell'autobus ed avevano iniziato ad infastidire l'autista, scagliandosi poi contro la paratia divisoria in plexiglass della sua postazione, insultando, minacciando e aggredendolo fisicamente. Poi, dopo aver danneggiato ed aperto le porte del veicolo, costringendo l'autista a fermare l'autobus, i giovani erano riusciti a guadagnarsi la fuga. Poco dopo l'aggressione, la vittima aveva raccontato quella terribile esperienza ai nostri microfoni. Ho avuto paura che dopo i pugni tirassero fuori un'arma da taglio e mi colpissero con quella. C'è da avere paura. C'è andare a lavorare con la paura di venire aggrediti così, meglio fare un altro lavoro. Oggi prima prova di maturità per migliaia di studenti veneti, vediamo com'è andata. Sono 1502 gli studenti e le studentesse delle scuole superiori bassanesi, cui si aggiungono i 124 di Asiago, 120 dell'Artistico di Nove e 175 di Breganze, che hanno affrontato la prima prova scritta della maturità. Italiano, le tracce hanno riguardato Ungaretti e Pirandello per l'analisi del testo, storia, diritto e arte per il testo argomentativo e infine il tema di attualità tra l'elogio dell'imperfezione di Rita Levi Montalcini e il confronto tra i cari vecchi diari e i moderni profili social. 6 ore di sessione e via, rotto il ghiaccio, superato il primo scoglio del tanto temuto esame di maturità in attesa del secondo scritto di indirizzo. Io ho scelto la tipologia C2, è andata abbastanza bene, sapevo già di cosa parlare, mi aspettavo un po' si parlasse insomma di tecnologia, quindi in questo caso nei social, l'alternativa era l'intelligenza artificiale, quindi un po' mi ero già preparato. Ho scelto la B2, era sull'Italia, parlava in generale dell'Italia, penso sia andata abbastanza bene. Ho scelto la B2 sulla bellezza e sulla tutela del patrimonio e è andata abbastanza bene, dai, la traccia era buona, mi è piaciuta. Io ho scelto la traccia di letteratura, la prima diciamo che era su Ungaretti e diciamo che è quella che mi è risultata più fattibile in quel momento e speriamo bene. È andata abbastanza bene, dai, pensavo fosse molto più impegnativa. La simulazione secondo me è stata più impegnativa rispetto all'esame, però è andata bene. Domani cosa vi aspetta? Domani prova di economia turistica. Quando ho fatto la domanda domani cosa vi aspetta, tu hai detto una cosa chiarissima. L'inferno. C'è uscito Ungaretti e Pirandello e ho preferito scegliere Ungaretti dato che il tema della guerra era più attuale anche. Sei soddisfatto di quello che hai fatto? Sì, mi è andata bene, sì, sono soddisfatto. Bene. Sì, speriamo domani vada meglio anche. Domani cosa c'è? Sistemi e reti abbiamo noi. C'è un gesto scaramantico, qualcosa di scaramantico che fai o no? Sei proprio tranquilla? La mia filosofia è tirare un sorriso per non tirare le cuoia. Insomma, sì. Insomma, un'altra notte prima degli esami e dal Veneto è tutto. Subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.